La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario del prossimo campionato di Serie D e che vede ai nastri di partenza ben 12 siciliane, di cui ricordiamo 3 sono agrigentine, 4 calabresi e 2 campane. L'esordio esterno per l'Acregas che si confronterà con il Locri. Si parte infatti domenica 8 settembre, mentre il debutto all'Essenete è fissato proprio per la seconda contro la neopromossa Pompei il 15 settembre. Ma vediamo così come si svolgeranno le gare di andata nel prossimo torneo di Serie D Gironeo. E come detto prima, l'esordio dell'Agregas sarà in trasferta domenica 8 settembre alle ore 15 contro il Locri. La domenica successiva il debutto allo stadio Esseneto di Agrigento contro il neo promosso Pompei. Alla terza giornata è il primo attesissimo derby agrigentino. Castrum Favara Acragas. Per quanto riguarda la quarta di campionato, la squadra biancazzurra ospiterà la San Gataldese e la quinta ancora trasferta, questa volta a Barcellona Pozzo di Gotto contro la locale 9 Gea Virtus. Poi si ritorna nuovamente all'Esseneto nella sesta giornata contro la Scafatese. Per la settima di campionato la squadra di mister Lillo Bonfatto giocherà sul campo del Città di Sant'Agata. All'ottava la sfida all'Esseneto sarà Acregas-Ragusa. Ancora un derby siciliano nella domenica successiva. Infatti l'Acregas sarà di scena al Tupparello contro la Cirealo, uno storico avversario. Il mese di novembre si apre con la partitissima Acregas-Regina, mentre all'11ª giornata il derbissimo sarà Licata Acregas-Aldino Liotta. Poi la squadra biancazzurra riceverà all'Esseneto Lenna. Per la tredicesima turno casalingo contro il Paternò, mentre alla quattordicesima il calendario metterà di fronte Siracusa ed Acregas. Per la prima domenica di dicembre, nella quindicesima giornata, l'Acregas riceverà in casa la Vibonese, poi ci sarà la trasferta di Caltanissetta contro la neopromossa Nissa. La formazione di biancazzurra, prima di Natale, riceverà allo Stadio Seneto il Sambiase per l'ultima giornata del girone di andata. La stagione regolare del torneo terminerà il 4 maggio. Nel frattempo il club ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno d'attacco Mattia Galiano, un classe 2006, in arrivo anche dal settore del giovanile del Perugia. E anche il giovane difensore classe 2006 sarà dell'Acregas, si tratta di Leonardo Maimone, che proviene dal Messina ma cresciuto nel settore giovanile del Catania. Il mercato in entrata è ancora aperto, non è da escludere l'arrivo di un altro giocatore senior, e specialmente nella zona di attacco. Secondo insistenti voci di mercato si tratterebbe di Manuel Serao, ma è semplicemente una voce, un classe 1989 che è milanese di nascita. La scorsa stagione giocava a Siracusa dove ha accumulato 20 presenze e segnato 7 reti. Intanto questo pomeriggio all'Esseneto l'Acregas parteciperà ad un triangolare con Vittoria e Serra di Falco. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 16:30.